Quinta corsa, premio Aren Electric Power Futuro Sostenibile. È una reclamare per cavalli anziani. 1 Tempesta Max, sulla quale sale all'ultimo momento Edo Locisano al posto di Daniele Cuglini. 2 Urla del Vento, Battista Congiu. 3 Socrate Benal, Vincenzo Piscuoglio. 4 Peter Pan GSO, Maurizio Cheli. 5 1 Gad, Antonio Greppi. 6 Stiaccino Jet, Antonio Di Nardo. In seconda fila 7 Virdis May, Davide Cangiano. 8 Urbi e Torbi Jet, Gennaro Mitrano. 9 Victoria Best, Vincenzo D'Alessandro Junior. 10 Vieri Deni Griff, Vincenzo Luongo, ritirato il numero 11. Partono piano i numeri bassi, veloce Peter Pan GSO, prende gran lancio, viene attaccato da 1 Gad, poi lì vicino c'è anche Stiaccino Jet, insiste Antonio Greppi col figlio di Irresistibile, ma lo respinge Peter Pan GSO, quindi Stiaccino Jet in fila di dentro 1 Gad. 200 metri veloci in 14,2, poi vediamo il numero 3 di Socrate Benal, ma 1 Gad riesce a parcheggiare davanti a lui. In quarta numero posizione, 2 Urla del Vento, squalificato. Va a chiedere strada ora Stiaccino Jet, lascia andare Maurizio Cheri dopo lo strappo iniziale. Quindi dopo un 29-3 il favorito al comando Stiaccino Jet, Antonio Di Nardo. Il figlio di Super Gil conduce senza strappo davanti a Peter Pan GSO e 1 Gad, mentre il treno esterno è cappeggiato da Socrate Benal, che si trascina il numero 10 di Vieri Deni Griff con Vincenzo Luongo, poi a largo anche Urbi e Torbi Jet. Intanto il giro viene percorso da Stiaccino in 1 minuto e 5 decimi, 15 qui davanti alle tribune. Stiaccino Jet affiancato da Socrate Benal che lo pressa al largo, poi Peter Pan GSO affiancato a sua volta da Vieri Deni Griff. Il chilometro va via in 1:15,1, sempre in vantaggio Stiaccino Jet, ma Socrate Benal fa sul serio, viene stappato ora da Vincenzo Piscuoglio, gli mette la testa davanti ma cerca di reagire Stiaccino, retta di là velocissima in 14,2, passa alla fine Socrate Benal, si arrende Stiaccino, avanza anche Vieri Deni Griff, poi Peter Pan GSO, gli altri. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Socrate Benal, cerca di riorganizzarsi Stiaccino Jet, poi anche Vieri Deni Griff, ultimi 150 metri in vantaggio Vincenzo Piscuoglio con Socrate Benal che viene a vincere, se l'è guadagnata tutta in percorso esterno, mentre il secondo è Vieri Deni Griff davanti a Stiaccino Jet. Lotta per il quarto tra Peter Pan GSO e Urbi e Torbi Jet. 1:14,1 la media al chilometro per Socrate Benal. Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata al doppio in serata anche da trainer per l'allievo di Marcello Becce, il figlio di Tossaut, viene a cogliere la sua 12ª vittoria in carriera in percorso esterno. Lo rivediamo qui difendersi egregiamente dopo aver debellato il favorito Stiaccino Jet. Viene a vincere ancora con autorevolezza Socrate Benal, mentre per il secondo Vieri Deni Griff viene a battere Stiaccino Jet.